Era stato ritrovato tra i boschi dei Colli Euganei, confuso e infreddolito, ma dopo 2 giorni sul letto dell'ospedale di Schiavonia non ce l'ha fatta e si è spento. Domenico Zanellato, 84 anni, molto conosciuto a Lozza Testino, era scomparso di casa giovedì pomeriggio, allontanandosi con la sua auto, una Fiat Panda. I familiari in serata avevano allertato i carabinieri non vedendolo rientrare. Dopo una notte di ricerche, 4 amici che con le loro moto da enduro stavano percorrendo i sentieri dei Colli Euganei avevano avvistato l'auto in un piccolo burrone. L'uomo appariva confuso, ma aveva scambiato alcune parole con i soccorritori ed era stato trasferito in ospedale. Il sindaco stava addirittura attendendo che si rimettesse in forze per organizzare una festa per lui e per premiare i motociclisti, i carabinieri e i soccorritori della protezione civile, ma improvvisamente le sue condizioni sono peggiorate e l'84enne si è spento, pare per cause naturali, certo, magari complice la notte passata al freddo e all'aperto.